video sora, curve. Non video sora, devono attuare tutto canto, soggetto manos e piticos, quadros e quadritetos, rappresentantes e delegati della Confederazione Sindacale Sala. Può narrare, o meglio, può dimannare il testo su male nostro, si scomunica che non è entrata e a ne da potevo scutulare. In stato di congresso di Auso abito in Salbergo de Salargios, devo io in un coordinamento preciso e avvaribile, già i vostri molto, pronto a tirare innanti in mezzo incrusate. Un'illusione, pura illusione, sapete. Ma può più un integno a Nemoso, anzi sì, no, Paola mia. Come mi ricordo bene, ci via la segreteria di Nuoro o la segreteria di Castello, ma io la comunicavo in una lettera, in tale die, in tale sala, in sua biblioteca, o forse in suo museo del costume, così, si terrà un convegno sulla qualità, l'assistenza sanitaria, la professionalità dell'infermiera, con il patrocinio dell'ufficio Giovanni Maria Giudice. Desde annau e appoggiavo al tevuro, dopo narrare bene all'inizio, con bellos argomentos e tutto canto, apposta seus annaus a prendere al suo ristorante, la Giovanna si mangia, e ne pure bello e buono tutto canto. In suo mentre si era annescio a fredare con il suo segretario generale, dottor Giacomo Meloni, e da Fonau Cadenio bisogno di suonare il suo, poi stessere qualcuno problema mio e del suo sindacato. Il suo mala Nao Cagliai e mi ha fatto comprendere che aveva contento dell'entusiasmo mio, però accappavo di prendere, se fonte voi io sto toccando, sparienta punto di musca macetta. Hanno se scuola di pace. Non me la faccio. È italiano. Avvicina il microfono. Mi pare che non tornavo a suo Gologona, in questa bella fontana, basta là. A causa di tempo su, e appunto deve una scanto telefonata, sa portò via il suo segretario provinciale, Angelo Piras, e hai sicuro, dopo tornava a narrare, che qualcuno di questi problemi, ma se problema suo via, di agattare un altro locale, che la segreteria provinciale, un altro locale, la segreteria provinciale, prima anche abbiamo prima, li antagliavo si sfratto e mi addemannavo a Sincrasa, andavo a arrivare in compagnia per agattare un'attera. Devo chiamare a Neiere, dopo cercavo di giocare in corso, ho agattato il suo pezzo per troppo manno e ho seguito a cercare. Non ho agattato, se ho parlato di accorpio, di seguire a cercare, ognuno per conto suo. Dopo una decina di giorni, il Dio mi ha pagato uno, ci poteva andare bene da poter telefonare, così non arrere, e doire e controllare, contrattare su prezzo, ha deciso di mandare. Che lei ha già agattato, fatto il suo contratto e tramudato il strepposo. Entrasse mia con contratto 23 e casa fatto, quando si sta assistendo si sprene da Ponaro e non mi dovevo andare prima. Isso che non mi comprendo, risponde, veramente ti dovevo telefonare per dirti se riesci a trovare quei gancetti dei ripiani del mobile con le ante perché li abbiamo persi nel trasloco. Scusai, ma è stato un effettivo salire, ma il suo mese a agosto ho cambiato un amico
ci trabalhai di nottana come tecnico, a custre spassato, o da tu passare in ufficio, anche a veianta che fa ancora il gusto a spaga, sa? In Mannao, che aveva due operai iscritti alla Confederazione Sindacale Sarda. Questa direzione prolegge di trattenere a percentuale sindacale. Ma io sono riuscito a voi inviare solo di trattenere. Un così lunaro, l'effetto mi ha fatto. Popolo spiccicato a terra di Zeus. Dunque devo disposto a andare a spesa mia saltana, ma prima mi serviva il consiglio, lo varre, davanti alla segreteria, invece nulla, mai nulla. Un'altra volta, usare questo solo. Se abbiamo in segreteria che ancora abbiamo in via Roma, in numero, quello soldi 4-5 gattos. S'ordine del giorno e stessi di via. De Castello sta arrivando, ad arrivare la Mentelas. Le risorse finanziarie non sono sufficienti a coprire il fabbisogno. Deo, che noi sono leggere e scrivere, a poter mannare, e te vuole narrare questo fabbisogno. Voglio uscire, ci via solo con oro questo messaggio, basta. Quando fare pulsa, si incarico di indagare da accettare Deo, finché scappa una zorra che trabalha in questa direzione provinciale del tesoro del Nuoro, e si incrasla, si dà Ponao, essa disponibilissima a Mannao. Casa è tutto denaro a salare a stessa capo ufficio, sia per dovere, sia per rispetto, e poi se ci mi serve d'aiuto, mi aiuta volentieri. E casi si stetti, a abbiamo telefonato e a minare di andare che non voglio, che avuto dato sfianta pronto. Ha posegnato in ufficio su un permesso sindacale, su manco gusto di buono, e se andavo subito. Mi hanno presentato a capo ufficio, mio fratello è quello che mi ha chiesto quei dati, issa ho molto piacere. E issa dannato, fai tranquillamente, e se ste mascata in un altro reparto, quasi può via dare, vuole intendere sui minaia. Su danno non fia un solo. Oltre che mancare la delega sindacale a questa sigrio vero, lei ha due numeri di conto corrente a voi mandare questo inare. E tanto Angelo gli mi dannavo, no, sul numero scuso, però per tanto tempo questo inare stanno dissipato una volta, una sta. Se uso ignorante, se o all'altro sul movimento nostro. Devo fare una domanda provocatoria. Quando uno operaio meschino, se immaginarsi il considero di niente di una direzione che figlia, componente di un'organizzazione sindacale che riuscì a mancarsi a ritirare sui diritti soli. Quando in arredo e mi dannare, questo messo amico e parente pure messi mi dannare. In 80. E casi in questa direzione provinciale del Nuoro. Anche dannavo, avvisalo subito a tuo fratello che c'è questo problema. Una cosa veloce. Lei, come mi scusa, che non mi sono da tenere un'era, però sono costretto a fare questo giro di quello. Scusa, e a Barra sempre in questa confederazione mancare il bene a l'idea da ritirare e del dare in beneficenza sui navigli. È difficile intervenire dopo l'intervento dell'amico che mi ha preceduto, anche perché credo che queste sono le difficoltà che la stragrande maggioranza di noi trova, per le quali credo che noi stessi, non credo che ci sia qualche essere illuminato che risolverà così dall'alto i problemi. Siamo noi stessi, secondo me, che dobbiamo imparare, dobbiamo studiare, dobbiamo attrezzarci per superare le difficoltà individuali che poi sono diciamo collettive, visto che poi apparteniamo alla stessa organizzazione.
Detto questo, cioè io credo che il tema, l'ordine del giorno di oggi sia ormai completamente saltato, cioè, perché io ho una camionata di problemi che mi è arrivata da quando sono arrivato fino adesso, che è la stessa camionata che mi prendo ogni volta che partecipo ai convegni della nostra organizzazione. È un richiamo a me, è un richiamo a voi, un richiamo anche al gruppo dirigente. Cioè non credo che potremo continuare a lungo a prenderci camionate come questo, andarcene via, cioè non avendo chiuso nessun problema. Cioè io credo che sia necessario che il centro studi, cioè, affronti i problemi per temi e li chiuda anche per temi. Cioè questo deve essere il ruolo, visto che noi siamo la parte anche più attiva, cioè i quadri di questa organizzazione, questa è la regola principale che dobbiamo darci. Oltre al partecipare, oltre all'impegnare la giornata, oltre al consumare il pasto, oltre al viaggiare, dobbiamo anche imparare a chiudere gli argomenti che poniamo all'ordine del giorno, gli argomenti che poniamo allo studio e all'approfondimento. Chiudo con questo, cioè vedo che la giacchetta di Giacomo sta diventando sempre più lunga, perché Giacomo, ognuno che viene qua te la tira, cioè, ma io credo che una risposta seria a una domanda, a una richiesta, a una necessità che Giacomo poneva, che era di quello ci siamo o non ci siamo, io per conto mio ci sono disponibile a continuare a fare sacrifici, sono disponibile perché i sacrifici non finiranno, sono disponibile a dare il mio contributo per la costruzione di un'organizzazione più grande di quella attuale, sono disponibile a costruire il sindacato sardo, sono disponibile a confrontarmi sulle tematiche odierne e starci all'interno di quel dibattito che è avviato, cioè perché ne ho titolo, perché ne abbiamo titolo, che è la modifica dello Statuto sardo, che è la Costituente. Stare all'interno di quello perché a me molte volte, cioè il perdere anche diciamo il senso delle parole, no? In 50 anni l'unica novità che c'è stata in Sardegna, proposta dai sardi, se ce ne sono altre me le dite, è la proposta di andare alla Costituente del popolo sardo. In 50 anni non ci sono altre proposte, se non quelle fatte e poi miseramente fallite. Per cui io credo che non ci sia da vergognarsi o da lamentarci se il Comitato per la Costituente ha chiesto ed è stata ricevuta sulla proposta fatta da loro, dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio. Cioè deve essere, secondo me, un punto di partenza. Altro è dire e sostenere che all'interno di quel movimento, che non è tutto sardista, che non è tutto nell'ottica di questa confederazione, ma che all'interno vi sono diversi pezzi, cioè di storia e di cultura diversa dalla nostra, e su questo noi dobbiamo fare in modo di ritrovarci, perché anche su questo problema ci sia una posizione unitaria che non siamo riusciti a ottenere mai. Se vogliamo contarci siamo sempre quelli. Allora, per andare oltre, secondo me, bisogna andare oltre quelli che sono gli schemi vecchi, perché abbiamo tentato di fare i tavoli San Meso de Sardo Libero, Saddomo de Sardos, la Casa dei Sardi, però siamo sempre gusti. Cioè bisogna andare oltre, bisogna guardare oltre, dare prospettive a noi stessi per dare prospettive agli altri. Perché l'altro dato che si falsa
cioè che chi è intervenuto oggi secondo me non ha la dimensione reale di quello, della difficoltà dei sardi, non ce l'ha. Cioè qui sembra che ci sia questa confederazione con vari gruppetti che sostengono i sardi, che sia la carica, che sia ormai vittoriosa. Cioè siamo alla marcia, all'ultimo strappo per poterci licenziare, per poter licenziare lo Stato italiano, per poter stare anche lontano dall'Europa, perché su certe cose ci fa anche schifo l'Europa, no? Noi siamo in un momento di grave difficoltà della società sarda, siamo in un momento di grave difficoltà, cioè della classe dirigente sarda. Ci troviamo in una situazione non di grande sviluppo, ma in un momento di arretratezza, in un momento dove il movimento sta segnando il passo, dove ciascuno sta affrontando singolarmente i problemi. Allora, per superare questo, io credo che ci vada fatta una riflessione sul nostro ruolo come sindacato sardo in Sardegna. Vadano avviate esperienze nuove, tipo quelle che richiamava Soro e richiamava il segretario generale, di organizzare nuove figure, di iniziare a mettere in moto, diciamo, figure storiche della Sardegna, della produzione sarda che sono rimaste fuori. Si tratta di avviare nuove procedure per quanto riguarda i lavori tradizionali. E parlando di lavori tradizionali, guardate, io credo che noi possiamo sempre sostenere tutto e il contrario di tutto. Però io faccio un appello e credo che debba essere chiusa questa partita qui, perché con questa camionata addosso io non me ne vado. Io ritengo che il 23 marzo questa confederazione debba aderire alla manifestazione di Roma della CGIL. Credo che questa organizzazione debba schierarsi chiaramente per il no all'abolizione, solo a toccare l'articolo 18. Certo, no, io non dico neanche di più. Io dico in questo momento, perché poi noi possiamo fare anche altre scelte e altre battaglie. In questo momento, senza aggiunta, non c'è bisogno di aggiungi, basterà già il gusto, basterà. E basta già questo, perché se andiamo indietro, diciamo, degli argini sui quali ci eravamo imposti di tenere in Sardegna di fronte ai vari governi, Prodi, Amato, D'Alema, era quello della tenuta dei diritti dei lavoratori, e questa è la sponda che noi dobbiamo tenere. Adesso che gli altri vengono dalla nostra parte, invece di condividere quella scelta, invece di starci, improvvisamente diciamo no, c'è la CGIL, è un'altra organizzazione, lo era anche prima. Non riusciva a capire perché, non riesco a capire perché. 3 anni fa chiamavamo la CGIL, la CISL e la UIL perché prendessero posizione sul diritto dei lavoratori. Improvvisamente la CGIL impazzisce, prende posizione. Oh, guardate, la CGIL non l'ha presa adesso la posizione, L'altro là, se non sbaglio, l'ha dato già D'Alema. O ricordo male? Allora, su questo, guardate, non si gioca, non si ha memoria corta, su questo si prendono posizioni chiare e si distingue partecipando alle iniziative di lotta del 23, marcando la propria presenza, che è o stare all'interno della manifestazione, che è o fare un comunicato, che è quella di promuovere un sit-in. Studiamola come vogliamo, però su queste cose qua non dobbiamo scherzare, non dobbiamo avere memoria corta. L'ultimo argomento, siccome mi piace avere anche continuità, qui qualcheduno, Giacomo è venuto e ti ha tirato la giacchetta dicendo, no Giacomo, qua ormai c'è una legge approvata da 3 anni e non abbiamo ottenuto ancora niente. È vero, ha ragione. Ma io ritorno a quel richiamo che ha fatto Giacomo all'inizio della sua relazione.
Civeusu o Ciseusu? Cioè, se Civeusu va bene, ci faccio anch'io una borsaria, io che si da andare. Ma se ci siamo, un colpo, dobbiamo esserci tutti. Non è che di convegno in convegno, di iniziativa in iniziativa, ci dimentichiamo le iniziative che abbiamo fatto in via Roma, o le iniziative che sono state fatte che ci hanno visto partecipare sui palestinesi, o tutte le altre iniziative. Però non tocca la civile, bisogna esserci, amici. E allora su questo, Giacomo, tagliati la giacca un attimino, cioè riportatela alla misura, perché qui di giacche ne abbiamo da tirare a molti. Serietà, coerenza, cioè è, diciamo, anche il rispetto per quello che fanno gli altri. Quel poco che fanno, il rispetto. Qualcheduno qualche mese fa, un mese fa, ha detto resistere, resistere, resistere. Io vi dico unità, unità, unità. Forza Varisi, forza Varisi, forza Varisi. Ciao a tutti. Noi pensiamo che la Confederazione Sindacale Sarda, se realmente è un movimento etnico, è un movimento sindacale sardo, debba concorrere alla realizzazione di un autentico progetto di liberazione nazionale, ovvero un progetto per l'indipendenza nazionale della Sardegna. Questo lo riteniamo indispensabile, ovviamente è un progetto di liberazione nazionale fondato sui valori dell'antiimperialismo e dell'anticapitalismo. Personalmente ricordo che già nel 98 a Selargius, il quarto congresso se non sbaglio della Confederazione, si era accennato alla possibilità di creare un fronte ampio di liberazione nazionale, composto da quelle organizzazioni che in qualche modo difendono i diritti dei sardi, difendono la cultura, l'economia, che si battono per un riscatto sociale quindi della Sardegna. Ecco, oggi noi stiamo affrontando una discussione sulle caratteristiche che potrebbe avere un fronte. Di fatto esiste un fronte che si chiama Frontene Antiimperialista della Liberazione Nazionale. Questo fronte è composto dai movimenti Comunista Sardos, Comunitarismo Indipendenzia, da varie individualità anarchiche insurrezionaliste e dall'UAS, l'Unione degli Anarchici Sardi. Noi ovviamente lavoriamo su tre cardini che sono assolutamente indispensabili e irrinunciabili, che sono la lotta per l'indipendenza, l'antiimperialismo e l'anticapitalismo. Noi come Comunitarismo Indipendenza siamo assolutamente del parere che la lotta di liberazione sociale e la lotta di liberazione nazionale siano da porre sullo stesso piano, ovvero non esistono delle rivendicazioni sociali autentiche e quindi non si possono avere delle conquiste sociali senza l'indipendenza, senza una lotta di liberazione nazionale. Io penso che il ruolo del sindacato sardo dovrebbe essere quello, in primo luogo, di abbattere quella diffidenza che oggi tra i lavoratori, tra la gente, c'è e si sta diffondendo in una maniera impressionante e anche imprevedibile, una diffidenza non soltanto nei confronti delle lotte politiche, ma di tutte le lotte sociali, e anche un sentimento rinunciatario dei lavoratori verso i propri diritti che poi stanno completamente venendo cancellati, distrutti da quello che è il sistema imperialistico e nello Stato italiano da quello che è questa destra totalitaria, molto probabilmente lo diventerà molto presto, definitivamente totalitaria, con caratteristiche chiaramente, palesemente neofasciste. Speriamo di no, però purtroppo questi sono i fatti. Tornando al ruolo che la Confederazione Sindacale potrebbe svolgere, io penso a tutti i lavoratori che vivono una condizione precaria, che lavorano a tempo determinato, al mondo della flessibilità, ai dipendenti delle piccole e medie imprese, dove si creano una serie di situazioni dove non ci sono controlli, dove non c'è nessun tipo di rappresentanza sindacale, dove praticamente non vengono rispettati i contratti di lavoro, non vengono rispettati gli orari lavorativi, dove gli stipendi vengono dimezzati, e queste sono cose reali che succedono tutti i giorni e ovunque. In Sardegna poi penso che succedano in maniera molto più accentuata che fuori, perché qui appunto non c'è nessun sindacato che interviene, che cerca di rappresentare proprio questi lavoratori che sono senza voce e che sono poi quelli che più facilmente rinunciano a questi diritti.
E oggi parlo non soltanto come militante indipendentista, parlo anche come lavoratore. Il problema è che mi sento un alieno, un clandestino, si potrebbe dire. Un clandestino per il semplice fatto che, secondo quella che è la morale comune, quella che è l'opinione abbastanza diffusa, io oggi dovrei essere a casa, siccome ho un lavoro, ho uno stipendio, sdraiato sulla poltrona a rincoglionirmi davanti alla televisione guardando Buona Domenica. Ecco, invece sono qua, mi pongo il problema di chi ha magari la mia età, ma anche di chi non ha la mia età, e chi non viene pagato e chi viene sfruttato sul posto di lavoro. Penso che una presenza maggiore del sindacato fra la gente, fra questi lavoratori, quindi anche guardare oltre il lavoro di fabbrica, penso che sia indispensabile. Una maggiore presenza farebbe sì che magari alla prossima riunione ci siano più giovani, più persone a ripetere queste parole, a dire che sos sardos quieren essere liberos, rispettados e uguales. Indipendenza. Io ho accettato molto volentieri di venire, di reiniziare a occuparmi della Confederazione Sindacale Sarda dopo, credo, 5-6 anni in cui per molti motivi l'avevo trascurata. E ho accettato molto volentieri perché intanto mi intriga moltissimo l'argomento, perché secondo me, almeno voglio contribuire così, a stabilire, a dire quello che io penso dello Statuto e di ciò che è una fase costituente. Non perché ho una cattiva coscienza io personalmente, ma perché ritengo che coloro che fino a questo momento ho sentito parlare di costituente, non qui ben inteso, no? Parlo per esempio l'altro giorno a Sassari alla presentazione del Teatro Verde, abbiano non poca cattiva coscienza. Secondo me la logica è questa: bisogna riscrivere lo statuto di questa terra, il regolamento di questa terra, inaugurando una fase costituente. Costituente che cosa? Che cosa deve costituire? E da dove, che cosa deve realizzare? Che cosa si deve realizzare in questo processo di costituzione di qualcosa? È un progetto, secondo me, quello della Costituente, che deve realizzare le aspirazioni, che un fatto molto così, no? E anche le volontà. Sicuramente le volontà del popolo sardo. Per esempio, stamattina abbiamo avuto un intervento prestatissimo di Bustiano in cui l'aspirazione, per esempio, del movimento che lui rappresenta è evidentissimo, è quello dell'indipendenza di questa terra dallo Stato italiano. Abbiamo sentito la relazione di Giacomo in cui già dal titolo si capisce, insomma, no? Una qualche aspirazione a un'Europa federale, no? Ecco, voglio dire questo, che queste sono le aspirazioni, cioè la Confederazione Sindacale, a mio parere, deve intervenire in un processo costituente considerando che quella è la sua aspirazione, quell'altra è un'altra aspirazione, ma che di aspirazioni molto probabilmente ne esistono molte altre. E allora la grande attenzione che il movimento della Costituente deve porre, a mio parere, è proprio sull'analisi di coloro che aspirano a essere costituenti. E allora per fare questa analisi, perché il processo costituente sia integrato il più ricco possibile, no? Noi non possiamo transigere assolutamente su un'analisi molto importante di ciò che sta succedendo oggi, visto che ci occupiamo di sindacato, per esempio nel mondo del lavoro. Stamattina non si sono espressi perché non sono intervenuti, insomma, ma erano presenti i compagni di Quiles e sono intervenuti invece gli amici compagni del movimento degli ambulanti. C'è un movimento che comunque parti, voglio dire, del mondo del lavoro, che comunque rappresentano la piccola imprenditoria, che entrano, no, all'interno di un processo costituente. Ma è nostro compito capirne il significato, il perché la piccola imprenditoria entra in un processo costituente.
e la piccola imprenditoria entra in un sindacato che normalmente dovrebbe, tra virgolette, essere composto di lavoratori dipendenti. Che cosa sta succedendo in Sardegna? Qui l'analisi. Allora, l'analisi è fondamentale perché il mondo del lavoro negli ultimi 10 anni, i compagni lo sanno meglio, insomma, lo sappiamo tutti, ha avuto una trasformazione importantissima. Se pensiamo che solo 10 anni fa la stragrande maggioranza dei lavoratori aveva un tipo di contratto di lavoro a tempo indeterminato e oggi più della metà dei lavoratori hanno un tipo di contratto strano, come dire, no? O interinale, o part-time, o a tempo determinato, eccetera, eccetera, eccetera. Ci rendiamo conto di che come è stata l'evoluzione, ma l'evoluzione di che? Mi ricollego all'intervento di Giovanni Fara che mi ha appena preceduto. L'evoluzione del capitalismo in questa fase di globalizzazione. Se noi non teniamo conto che il nostro progetto di riscrittura dello Statuto, il nostro progetto costituente si inserisce in un momento in cui il capitalismo si sta ristrutturando internazionalmente, noi perdiamo qualche treno. Allora voglio dire che, a mio parere, il grande contributo che dobbiamo richiedere a tutti noi e a tutti quelli che in qualche modo riusciremo a contattare, fermo restando la piena autonomia che i singoli, perché noi riusciremo a individuarne non troppi, non tutti comunque, no? Non tutte le aspirazioni. Allora noi dobbiamo provare ad allargare il dibattito. Allargare il dibattito significa provare ad analizzare ciò che in Sardegna sta succedendo, che non è ciò che lo Stato italiano, scusate se uso una terminologia un po' antica, ciò che lo Stato italiano sta realizzando in Sardegna per conto del capitalismo internazionale, per realizzare questo processo di globalizzazione, voglio dire, no? Ha trasformato tutta l'Italia, naturalmente come del resto tutta l'Europa, ma in maniera particolare la Sardegna. In Sardegna, non so se avete notato, ma la cosa è facilissima da documentare ed è documentata, sono state dismesse con una progressione spaventosa le attività realmente produttive. C'è un attacco sistematico, barbaro, a mio parere, al mondo agricolo e pastorale. Ma perché, uno si domanda? Nel libro di geografia che tutti i bambini, mio figlio, studia in terza, Sardegna, regione a prevalente interesse agricolo-pastorale. Stavo per dire una parola, ce ne stavo uscendo, ma non caspita, come dire, interesse prevalente, interesse agricolo-pastorale. Non esiste, c'è un attacco fortissimo fra mucche pazze, lingue blu, siccità, a tutto ciò che è la produzione agroalimentare, che uno si domanda ma qual è l'interesse di tutto questo? Come mai? Allora praticamente il 90% di ciò che noi mangiamo viene dal continente, è questo l'attacco principale. Ma perché viene dal continente? Viene dal continente e dove si ferma queste derrate alimentari che vengono dal continente? Si ferma esattamente dove risiede più del 70% della popolazione sarda. E il 70% della popolazione sarda risiede in 3 grandi aree metropolitane, che possono essere, che sono, anzi, l'area metropolitana di Cagliari, l'area metropolitana di Sassari e l'area metropolitana di Olbia, Costa Smeralda, eccetera, eccetera. Bene, in queste 3 aree risiede il 70% della popolazione, il sindacato. Come interveniamo noi sindacalmente in questa cosa qua? Che tipo di lavoro fanno? Proviamo ad analizzarlo? Dobbiamo analizzarlo, perché diversamente la nostra operazione, il nostro intervento di tipo sindacale sarà, scusate se mi ripermetto dopo anche tanti anni di dirlo, una brutta copia di ciò che fanno gli altri sindacati, mentre invece noi dobbiamo avere una caratterizzazione, come dire, non solo originale, ma unica e irripetibile, cioè rivolgerci, e cito per esempio, un attacco senza precedenti che a mio parere dovremmo scatenare contro le agenzie interinali, che veramente sono un veicolo, ma non soltanto di maltrattamenti reali dentro i posti di lavoro, ma della più bieca concezione proprio del rapporto di lavoro. Bene, le agenzie interinali nel settore turistico assumono pressoché il 100% della manodopera, no? Esatto, il nuovo polo agroalimentare, stimolato questa volta sì dal centrodestra e dal centrosinistra, in simbiosi quasi,
Perché non confondiamo, stamattina ho sentito dire qualcuno Agnelli è amico della sinistra e Berlusconi è amico della destra. Agnelli e Berlusconi sono la stessa identica cosa e pensano esattamente al proprio portafoglio da un lato. Bene, comunque oggettivamente si può dire che per esempio nel campo della grande distribuzione la destra e la sinistra giocano la stessa partita. Parlo della Sardegna, perché a fronte di un numero molto importante di città mercato che esistono in Sardegna, città mercato intendo Auchan, gruppo Auchan, il cui proprietario è al 51% il signor, la famiglia Agnelli, no? La sinistra è riuscita a contrapporre la vecchia cooperative rosse dell'Emilia Romagna, trasformate da questo punto di vista in Sisa e Conad, che per fronteggiare l'altro colosso, per reggersi sul mercato, finiscono per contribuire contemporaneamente a rapinare risorse importantissime in Sardegna. Compagni, le città mercato sarde, che sono 4, però hanno un giro di 10 grandi mega mercati, rastrellano in Sardegna 1800 miliardi l'anno. Vi prego di credermi perché i compagni di un centro elettronico molto importante sono riusciti a farci avere non i dati pressappoco, no, i dati alla lira. Allora, per la legge della concorrenza, Sisa e Conad riescono a stare in Sardegna se hanno un fatturato pari, se no sarebbero tagliate fuori. Bene, Sisa e Conad raggiungeranno molto probabilmente altri 1800 miliardi. Se 3600 miliardi vengono rapinati in questo modo dalla Sardegna, a fronte di un finanziamento di 1000 miliardi solo in 10 anni per l'agricoltura e la pastorizia, noi già abbiamo capito di cosa stiamo parlando, di come si tende a impoverire questa terra. Ma se si tende a impoverire questa terra ci sarà un motivo. Qual è questo cavolo di motivo? Bene, è la legge del capitale. La legge del capitale è che nel minor tempo possibile devo rastrellare il maggior utile possibile. E quale migliore soluzione di tutto questo è se non quello di stabilire un nuovo modello di sviluppo? E il nuovo modello di sviluppo, con il 70% della popolazione concentrata lungo le coste, compagni, è il turismo. Questo stronzo, perdonatemi la parolaccia, però ci vuole, di assessore al turismo che abbiamo in Sardegna, ha avuto un orgasmo l'altro giorno in diretta televisiva perché dirà quest'anno solo 15 milioni, ma giuro che l'anno prossimo saranno 20 milioni le persone che verranno qua e andremo sempre aumentando, bla 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 bla. Sapete quanto è il consumo medio giornaliero di acqua? È una cosa impressionante, no? Moltiplichiamola per 20 milioni e stabiliamo che il sindaco sardista di Arzachena, compagni, ha tagliato l'acqua all'agricoltura e alla pastorizia da quelle parti, perché se no i turisti non sanno come fare a lavarsi il culo d'estate. A me fa inorridire questa cosa. Ma voglio dire, il processo costituente, con chi dobbiamo farlo? Allora, con tutte quelle esigenze che tengono a tutelare quantomeno quest'isola. Pensavo fosse sardista, se non è sardista chiedo scusa. No? Io pensavo che facesse riferimento al Pisdarzo. È più Forza Italia che non so. Cioè, fino all'anno scorso era sardista, adesso fa ste cazzate di Forza Italia. Ah no, vabbè. Comunque non è questo l'argomento, voglio dire. L'argomento è uguale, ed è la stessa cosa che si può dire per la zona del Sassarese, insomma, o per altre zone. Nella zona del Sassarese il problema reale è quello dell'acqua per l'agricoltura e la pastorizia, il problema del piano acque in Sardegna è un progetto che non è mai stato realizzato concretamente. Perché? Perché c'è una volontà precisa, determinata dalla quantità di utili che gli industriali si mettono in tasca, che la grande distribuzione si mette in tasca, che il piano agroalimentare per il nord Sardegna per esempio non potrebbe far decollare. In sostanza, se nella NUR decollasse il polo agroalimentare sardo, no? Tutte le importazioni per tutte queste numerevoli quantità, insomma, di grandi supermercati non potrebbe arrivare dal continente, quindi tutto l'import verrebbe a cadere. Allora, in questo panorama, dico, si potrebbe continuare perché l'analisi secondo me dovrebbe essere la più lunga e la più dettagliata possibile, è quella di individuare praticamente dal punto di vista, fare una giusta analisi
su come è suddiviso il mondo del lavoro in questo momento, su come intervenire pubblicamente contro le agenzie interinali, in particolare le agenzie interinali turistiche, che sono le più forti, ne esistono almeno 3 nella sola provincia di Sassari, impressionanti, una del gruppo Agip, una del gruppo legato al consorzio della Costa Smeralda e un altro legato a non ho capito più ricordo bene che cosa, e comunque sono coloro che assumono praticamente la stragrande maggioranza di tutte le persone che operano per 3 mesi estivi in quegli alberghi o in quei residence o in quei bungalow. Insomma, cosa voglio dire? Ecco che l'indirizzo del sindacato deve essere sicuramente verso il mondo del lavoro, e voglio dire che questo processo costituente non necessariamente dovrà portare o arrivare, se lo lasciamo aperto, non necessariamente arriverà alla riscrittura dello statuto della regione autonoma della Sardegna, ma perché no? Potrebbe anche essere una fase costituente reale, dove la cosa da scrivere non è più uno statuto di una regione autonoma, ma forse una costituzione statuale. Grazie. Signori, buonasera. Sono Davide Pintus e lavoro nel Policlinico Polispecialistico Sant'Elena di Quarto. Io faccio il manutentore, con me c'è anche un vice segretario che fa l'infermiere. E devo dire subito che noi eravamo inizialmente iscritti in un altro sindacato, più precisamente alla UIL. Io conosco personalmente tutte le persone della UIL e non ho nessun rancore nei loro confronti, ma il nostro passaggio alla CSS è dovuto al fatto che nel momento del bisogno si sono allontanati, o meglio non si sono più fatti sentire come noi almeno avremmo voluto. Per cui, sapendo che la CSS aveva un altro tipo di organizzazione, abbiamo cercato di inserirci in questo sindacato. Devo dire felicemente, perché seguendo alcuni consigli del segretario generale siamo riusciti ad arrivare laddove non eravamo riusciti con altri sindacati. Questo ha fatto modo di sbloccare la nostra situazione, che è stata quella di una nuova struttura giovane, piena di persone giovani, che comunque avevano il problema di non avere degli stipendi, non dico adeguati, ma almeno pagati correttamente. Noi siamo arrivati ad avere anche 6 mesi di arretrati di stipendi. Ci siamo orientati per voler tenere unita la struttura, cercando anche di sacrificarci, però volevamo comunque che certe organizzazioni politiche riuscissero a sbloccare la situazione. Questo non è avvenuto con la UIL e devo dire che invece con la CSS, grazie al movimento che abbiamo fatto, è riuscito. Io ho sentito l'intervento di Andrea Meloni, il quale ci ha mostrato delle slide col computer, sono state molto, molto belle, devo dire. Nel nostro piccolo abbiamo fatto qualche altra cosa, cioè siamo andati a parlare con questi personaggi che erano importanti per la nostra lotta, e lo abbiamo fatto in modo da non creare in loro certe situazioni o certe prese di posizione che fossero negative nei nostri confronti. Come l'abbiamo fatto? Cioè pizzicandoli, senza offenderli, e con l'aiuto dei giornali, delle riviste, per fare in modo che la stampa fosse dalla nostra parte. Il nostro problema è quello di, come ha detto anche, fatto un intervento il signor Cadeddu, sì, è quello di una reale rappresentanza sindacale all'interno della struttura. Una reale rappresentanza dovuta al fatto che c'è una scarsa informazione,
una scarsa formazione anche sindacale, e vorremmo che i quadri che si creeranno, che sono creati, fossero realmente istruiti, formati, per poter dare quelle risposte alle domande che i lavoratori ci pongono continuamente, ogni giorno. Anche formati. Formati e formazione, sì. In effetti la gente non ci domanda pareri, ci domanda, che so, il contratto, quale contratto dobbiamo applicare, quali sono le regole di questo contratto, e noi dobbiamo rispondere a queste domande. E brevemente, poi termino ringraziando tutti, se non riusciamo anche attraverso lo studio John Maria Angioи a creare dei quadri che si attivino, che siano rispondenti ai fabbisogni dei dipendenti, degli operai, secondo me riusciremo ad avere molta più gente al nostro fianco. Questo è anche un altro dei problemi tra quelli che si sono discussi oggi. Brevemente basta, chiudo così perché ormai vi ringrazio tutti.